ci stiamo preparando, abbiamo creato delle aree anche in terapia intensiva, chiaramente perché se questo picco va a aumentare, ecco, noi cerchiamo di essere pronti. Posti aggiuntivi per il ricovero e l'isolamento dei casi sospetti, percorsi differenziati nei pronto soccorso di tutta la Marca, supporto psicologico agli operatori. Così l'USL 2 si prepara a fronteggiare il picco di coronavirus atteso per la metà del mese. In particolare al Cafoncello da lunedì entrerà in funzione il pre-triage nelle tende allestite dalla Protezione Civile. Qui dovranno transitare i casi sospetti con sintomi lievi. Il focolaio principale resta quello della geriatria, con i pazienti asintomatici che stanno ritornando nelle loro case. Altri 28 saranno trasferiti in ospedale di comunità, tutti riconducibili alla geriatria i decessi trevigiani morti che non sono di coronavirus ma con coronavirus. La differenza è sostanziale. Non sono morti a causa del Covid-19 ma a causa delle patologie di fondo che erano presenti. Se possiamo fare un esempio, è un pochino come succede quando c'è un'epidemia di influenza. Durante l'epidemia di influenza questa fascia di età è caratterizzata da un'elevata mortalità. E c'è un numero che registra un fenomeno, quello delle polmoniti virali. Fino al 31 gennaio 2020 nell'USL 2 ci sono stati 572 casi contro i 639 del 2019. Abbiamo un delta di meno 64 casi rispetto all'altro anno, dove il Covid non esisteva, c'erano solo le polmoniti virali legate a H1N1 al virus dell'influenza A o B, e come vedete alla fine è un falso allarme perché abbiamo meno casi di polmonite dell'altro anno. L'altro anno nessuno si preoccupava, oggi con questa grande preoccupazione comunque i casi che noi abbiamo sono inferiori a quelli dell'altro anno. Ma per un focolaio, quello della geriatria circoscritto, ce n'è un altro riconducibile alla frequentazione di un club di balli latinoamericani di Ferrara. Mi dicono gli epidemiologi che c'è un nuovo focolaio che è arrivato anche da noi, mi pare fosse già a Rovigo, ovviamente colpendo anche delle persone del nostro territorio. Faremo fronte anche a questo. Nel frattempo si aspettano con ansia i 40 nuovi operatori sanitari che saranno però assunti da inizio aprile, anche per sostituire quei medici e sanitari a casa in quarantena perché i risultati positivi ai tamponi. Nel frattempo turni massacranti e ferie sospese, ma si va avanti a testa alta. Continueremo a tenere duro fino a quando arriveranno anche i rinforzi che speriamo il più presto possibile.